Ma sì, oggi è una giornata positiva, devo dire che ho dormito bene, sono stato tranquillo, però poi quando sono arrivato a Cortina che si è aperta la valle, insomma, un'emozione forte l'ho provata, ecco, rivedere il mio paese, le mie montagne, alcune persone che per strada mi hanno salutato, così insomma sono state emozioni forti e ovviamente come ho detto siamo qui per lavorare, comunque per rispettare le indicazioni del tribunale, dare una mano a mio papà e a mia mamma in questo momento particolare per la nostra famiglia, però insomma oggi già essere qui, già poter stare con loro, già essere a casa è sicuramente un qualcosa anche dal punto di vista morale che comunque ci dà fiducia, ci fa guardare avanti insomma con più tranquillità. È difficile dire cosa mi è mancato di più, sono stati 15 mesi in cui poi non è che tutti i giorni siano uguali, ci sono periodi che vanno via veloci e ci sono invece magari delle giornate che non passano più perché sai che a casa in quel momento, nel tuo paese c'è non so, qualche occasione in cui vorresti partecipare, quindi si soffre di più a stare lontano. E io ho cercato di restare tranquillo, di mantenere la serenità anche in famiglia, la cosa più importante. Ovviamente ho sempre guardato con fiducia al futuro, sapendo che prima o poi avrei dovuto rientrare a casa. Certo, insomma, un'esperienza che sicuramente in qualche maniera mi ha cambiato. Non so dire come, ma comunque sono esperienze che ti fanno o ti distruggono o comunque ti fanno maturare. Io credo che sia questa quello che è successo a me, è stata anche un'occasione per riflettere, insomma, per fare il punto della situazione che quando si corre tutto il giorno non si riesce mai a fare, però ecco, io mi auguro che in futuro riguarderemo questi lunghi 15 mesi come un qualcosa, insomma, che si potrà ricordare col sorriso sulle labbra. Non è stato sempre facile, ma insomma io avevo la forza di chi ha la coscienza a posto e quindi chissà di essersi sempre comportato correttamente, anche naturalmente tutta la solidarietà e la vicinanza della gente ci ha dato a me e alla mia famiglia, perché comunque sono situazioni che si condividono anche con la moglie e con tutti i propri familiari, ci hanno dato la forza per andare avanti e tenere duro. Beh, sì, è chiaro che questo è un passo, diciamo, intermedio tra la situazione che mi vedeva costretto fuori cortina e quella invece che mi dovrebbe far ritornare un libero cittadino, che insomma, come era fino al 24 aprile del 2013. Oggi è un passaggio intermedio, chiaramente saranno solo per un mese e mezzo, ma insomma un mese e mezzo in cui io comunque ogni mattina potrò vedere le mie montagne, potrò ogni giorno stare con la mia famiglia anche se sul lavoro, quindi tempo per parlare ce ne sarà poco perché si corre, ma insomma sono segnali di una normalità che un po' alla volta sta per essere raggiunta e quindi ripeto che dal punto di vista umano per me e per tutti quelli che mi vogliono bene sicuramente è un passo importante.